Buon pomeriggio a tutti, sistemo i cuscini, sono appena arrivata, scusate, ma voglio condividere questo momento con voi. Questo cuscino lo metto sulla sedia. Questi altri due li metto qui, uno e due. Ecco. Eccoci qui, ci siamo, Sto prendendo i testi. Ora vi spiego perché Maurizio Gastaldi non c'è. Vi spiego perché Maurizio Gastaldi non c'è. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui. C'è una luce abbastanza buona. Ciao Pier Riccardo. Grazie, è vero, oggi è il mio compleanno, fatemi gli auguri. Compio 41 anni. 41 anni. Ah no, la foto non ce l'ho qua di Maurizio, del dito di Maurizio. Ce l'ho nell'altro cellulare che sta riprendendo. Ciao Marinella, grazie mille. Grazie mille. Allora, per prima cosa, voglio dire una cosa importantissima. Questo profilo, che prima era mio, me l'hanno rubato, mi hanno sbattuta fuori rubandomi l'identità di questo profilo. Questo non sono io, non sono più io, perché mi hanno rubato l'identità, mi hanno rubato la password, hanno cambiato la foto del profilo. Vedete che la foto del profilo è questa, ci sono delle foglie, io non l'ho mai messa questa foto del profilo. Stanno mandando messaggi privati e chiedendo amicizie a tantissime persone, fingendo di essere me. Ho già avvisato la polizia postale, ho proprio fatto una segnalazione, perché non ho molto tempo di andare dalla polizia postale a perdere tempo, come l'altra volta che avevo ricevuto minacce di morte pubbliche. Ero andata dalla polizia postale, poi mi avevano richiamata dopo 9 anni, mi ero anche dimenticata, dopo 9 anni si era dimenticata anche la tipa che mi aveva minacciata, e poi io volevo un risarcimento danni, ero andata avanti un po' con la causa, ma leggermente. E poi mi avevano detto che questa era povera in canna, aveva 3 figli, 2 di un uomo, 1 di un altro, era in affitto, non aveva lavoro né lei né il marito, quindi risarcimento danni non me ne avrebbero potuto dare, e quindi niente, mi sono ritirata. Quindi che cosa denuncio a fare se questi qui fanno queste cose qua? Se la polizia non fa niente, la polizia non fa niente. Li giustifichiamo perché ci sono pochi agenti, comunque lo denuncio io. Questo profilo non sono più io, mi hanno rubato il profilo Facebook, e state attenti, perché se siete tra le sue amicizie può rubare anche il vostro e fare dei danni. Ad una ragazza di Cagliari hanno rubato il profilo Instagram, che praticamente è la stessa cosa, e si stanno prostituendo da anni col suo profilo. La polizia italiana non può fare niente, perché questa è una ragazza marocchina che ha rubato il profilo di una ragazza italiana, sarda, di Cagliari. In privato manda messaggi agli uomini, si fa vedere nuda, però nelle foto su Instagram ci sono le foto di quest'altra ragazza che possedeva questo profilo. È gravissimo, ma la polizia non può farci niente, perché questa persona è marocchina e sta in Marocco e l'Italia non può agire. Capito? Ecco. Comunque, ecco qua. Allora, Maurizio, adesso vi dico di Maurizio. Purtroppo Maurizio ha un dito
messo male, ve lo volevo far vedere, però ce l'ho in questo cellulare che sta riprendendo adesso e non è possibile. Maurizio è messo veramente male con un dito, ha del pus dentro, ce l'ha gonfissimo, rosso, eccetera. Poi stanotte ha avuto la febbre a 39 e col torcicollo non riesce a muovere il collo, sta proprio male, 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 male. Infatti io sabato andrò lo stesso al Brozzo a cantare, ma canterò senza musica, senza Maurizio andare, vado assolutamente al Brozzo, però senza Maurizio, purtroppo. Ecco, adesso iniziamo la live di musica sarda dal vivo e senza accompagnamento musicale. Abbiate pazienza, almeno una volta mi devo esercitare per il Brozzo. Adesso canto le canzoni che canterò al Brozzo in corsia, ovviamente. Grazie Marinella, grazie, presenterò. Allora, voglio iniziare con Mutos de Amore, una canzone tradizionale sarda, molto bella. Mutos de Amore. Vediamo se il bonghetto mi aiuta, almeno un pochettino. Magari al Brozzo no, perché sarò in piedi e non è possibile. Invece qua sono seduta. Eccoci qui. Grazie per Riccardo, presenterò. Purtroppo la chat non rimane, la chat poi quando chiudo non rimangono i messaggi, non capisco perché. Deve essere una cosa mia, forse un'impostazione che non ho. Ok. Mutos de Amore. Vediamo prima la tonalità, prima bisogna sentire la tonalità. Sammonza de baule falana passizzare a su 21 Sammonza de baule su coro meu e tu non ti han interrare do tu in un baule falana passizzare tutto in un baule su coro meu e tu non a ti han interrare a su con 21 non ti han interrare tutti in un baule su coro meu e to e su giangano mazzore sa campana sa molto zona da tutta guida su giangano mazzore in sugoro mappotu pro un'eterna vita in sugoro mappotu la bane una vuntana susomine sungai e di mandana amore 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 no 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 pindada. Bene, devo decidere una tonalità per questa perché la faccio sempre in altre. Ite bella
primavera. E te bella melodia regala sa primavera. Regalanza primavera, regalanza primavera, Kilko e no posso incontrare, hai un'anima sincera, hai un'anima sincera, hai un'anima sincera. Bene, grazie. Questa era Miela, non l'ho detto, Oh, poi un altro brano molto bello, Abada Yabada, le belle voci si possono apprezzare anche senza accompagnamento, bravissima, grazie Pirri, no, Marinella me l'ha scritto, grazie Marinella, grazie mille Marinella, poi tu conosci tutte queste canzoni qua. Oh, Abada, Yabada, mi sto esercitando per sabato perché poi io lì sarò sola senza Maurizio, aiuto. Abada e Abada, la croce porta l'udina, l'udina porta la croce, l'ucriu porta la noce. La noce porta l'ucriu, l'uviccioni più più, più più l'uviccioni e me faci l'agnoni faci me, l'uvul che due ue fa l'uvul che du bau bau lugateddu. Luca te tu bau bau e luia tu faci miau, miau faci luia tu e mumu faci lac, lacca faci mumu, lughia tu cucurucu, zoppu e lo mio cavallo, zoppu e non può andare, abadai abadà, abadai abadà, la croce porta l'udina, l'udina porta la croce, l'ucriu porta la noce porta l'ucriu, l'uviccioni più 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 più, l'uviccioni e me faci l'agnoni faci me, l'uvul che due ue fa l'uvul che du bau bau, lugateddu bau bau. E lui a tu faci miau, miau faci lui a tu e mumu faci la H faci mumu, lughi a tu cucurucu, zoppu e lo mio cavallo, zoppu e non può andare, abadai abadà, abadai abadà. Che poi tra l'altro l'uviccioni più più ne ho due qui dentro casa perché ho la porta rotta e c'è una fessura così e loro entrano, sanno, loro riconoscono le persone buone e ne approfittano di me, quindi sono entrati lì, vanno in bagno,
fanno gru 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 gru, sono in due sicuramente, è una coppia che farà anche i piccolini in bagno, me li fanno, perché poi entrano da lì, non ho le porte, non ho le porte, questa è una casetta di legno, questa è una casetta di legno, praticamente questi entrano tranquillamente. E vabbè, poi quando nasceranno i piccoli, una volta che voleranno, se ne andranno via, farò aggiustare la porta. Allora, ho Anninnia, una bellissima canzone tradizionale sarda di Urzulei, non so se la conoscete, scrivete se la conoscete, scrivete molti commenti, perché così voglio vedere se rimangono. Forse se sono pochi li cancella YouTube, invece se sono molti magari rimangono, perché in alcune live sono rimasti, in altre no, non ho capito perché, forse li seleziona YouTube. Anninnia. Anninnia, Anninnia, dromi savi pia. Anninnia, Anninnia, dromi savi pieda. Anninnia, Anninnia, zerbella e minoredda. Anninnia, Anninnia, zer minore, zerbella. Anninnia, Anninnia, brillarske in sa luna. Anninnia, Anninnia, che un'istella. Anninnia, Anninnia, tengias buona fortuna. Anninnia, Anninnia, tengias fortuna manna. Anninnia, Anninnia, kim babu e kim mamma. Anninnia, Anninnia, tengias fortuna ona. Anninnia, Anninnia, sias buona padrona. Anninnia, Anninnia. Grazie, vi ricordo, ecco, perché ieri mi ha mandato un messaggio Silvio Kerchi, mi ha detto di fare la locandina per le trasmissioni che stanno andando in onda su Radio Bonaria, condotte proprio da Silvio Kerchi, il giornalista, me, Maurizio Gastaldi, sempre di musica sarda, incentrate sul Natale questa volta. Ecco, l'approfondimento era ieri sera, stamattina alle 10:30, poi mercoledì 21 alle ore 18:45, giovedì 22 alle ore 10:30. E questo è sul Natale, poi c'è canzoni di Sardegna, che è molto richiesto perché stanno chiedendo varie. Martedì sarà canzoni di Sardegna alle 16:30 e sabato alle 10:30, sempre su Radio Bonaria, 104 600.600 FM. Bene, devo anche rifare la locandina, perché per non sbagliare ho scritto tutti i giorni, invece mi ha corretto Silvio Kerchi, mi ha detto ma non è tutti i giorni, ci sono dei giorni specifici e così, quindi la devo rifare la locandina, ma nel frattempo ve l'ho detto. Passiamo ad un altro brano, perché io mi devo esercitare per sabato, anche domani ci sarà una live solo mia, chi vuole la segue, chi non la vuole seguire non la segue. Io mi devo esercitare da sola, quindi, e anche in pubblico, quindi abbiate pazienza, tanto chi non vuole rimanere se ne va via, non ci sono problemi. Piccio che da paesana, bene, questo è molto interessante, la storia di questa poesia. Guardate un po' il foglio, questo foglio, non so se lo vedete, questo foglio è originale dell'81, quando sono nata io sono nata nell'81, infatti compio 41 anni oggi, no? Sono nata nell'81, 41 anni ha questo foglio,
Mia zia Miriam Scasseddu, una pittrice, scultrice, poetessa, ha fatto varie gare poetiche, e in una di queste gare poetiche c'era anche lo scrittore di Picciocché da Paesana, perché è nata prima come poesia di Berto Cara, ecco, è di Berto Cara questa poesia, pseudonimo Suvionieri veniva chiamato, Suvionieri, non so se sia ancora vivo, non credo, non lo so, ma può darsi sì, mia zia è viva e ne ha 96 di anni, quindi può darsi, lo salutiamo, Berto Cara. E questa gara poetica, di cui io ho il testo originale, era a Villanova Tulo il 21 giugno 1981. Picciocchedda paesana. Picciocchedda paesana, tu bibine gazzosa, muschitte da buritana, gunnetta svaporosa, tutto bene liquidia consagara che è una rosa, quando bessi sa miria già chi tendi se sdengosa, muschitte da vatta vatto di marose castiendi, passo che ho un gatto su mustaccio sta guzzendi, Vicio che da barra attenta mire non ti poni in gioco, si musconi se cadenta due da brucia scun su fuoco. Pibirura picciocchetta chi giochita scamminendi, i sciagiti e si bella d'ogna basso sculi tendi, la sastai muscune duca di gasti a cura ardori, piccio che dai ci vendi vai nasci prima amore. E sta storia di ognuna consedata a primavera, non da qualche passa luna d'usci e scafrodiera, questo fatto naturale podo tu sa gioventudi, piccio che da senza mali pura loga sa virtudi. Oh, è uscita benissimo, sono contenta. Allora porterò anche questa al Brozzu, nelle corsie del Brozzu. Questa no perché è nuova, ma la proveremo domani questa, Oh, questa canzone che dedichiamo alla mia amica Ilenia Ciccone, la sosia ufficiale di Madonna, è identica, vi posso assicurare che questa persona è identica a Madonna, ma proprio voi dite non alla Madonna senza la cosa che si è fatta alle labbra, ovviamente, alla vecchia Madonna. Anni Nora gliela dedichiamo perché Ilenia Ciccone, la mia amica, è di Sassari e questa canzone è sassarese. Anni Nora, ne faccio giusto un pezzettino così, Anni Nora, cuccumeu, bramade ottilera, fizzu fizzu, Anni Nora, cuccumeu, tentum apunu vizzu gravu mannu, sotto so scrabottos de saghedda, folla manna niedda sassaresa, a rosi tedda rosi tundu tundu, si bibisi in su mundu cosa die, a su tibiritti biritti biridona, eia, eia, eia. Anni Nora, cuccumeu, bramade ottilera, vizzu vizzu, Anni Nora, cuccumeu, tentum apunu vizzu gravu mannu, sotto so scrabottos de saghedda, folla manna niedda de saghedda, a rosi tedda rosi tundu tundu, si bibisi in su mundu cosa die, a su tibiritti biritti biridona, eia, eia, eia.
Oh, bene, e questa era Anni Nora. E ora facciamo, scusate, mi tolgo il giubbotto perché sto sudando. Domani arriveranno, ho ordinato i bruciagrassi per aiutarmi alla dieta, per fare la dieta in salute ovviamente, ma bisogna mangiare sano e prendere questi bruciagrassi per avere un aiutino. Non posso fare i nomi per non fare la pubblicità, sono dei bruciagrassi che ti fanno dimagrire 5 volte più della dieta normale. Li avevo già provati, funzionavano. Il problema era che costavano, adesso li riprendo, faccio un'eccezione. Tanto una volta che si ritorna al peso ideale, poi si interrompe. Comunque è un grosso aiuto secondo me, soprattutto per le persone obese serve molto, se non hanno malattie ovviamente, oppure le persone proprio grasse, secondo me dovrebbero prenderli. Perché, no, non per farmi i fatti loro, per una questione di salute, perché purtroppo una conoscente non era mia amica, non eravamo mai uscite assieme, anche se un giorno mi avevano invitato a cena e c'era pure lei, io non ero andata il giorno, quindi per un pelo non l'avevo conosciuta, però forse è meglio così perché io sono una persona sensibile e avrei sofferto moltissimo. Questa persona è morta a 36 anni perché era obesa, probabilmente il motivo è quello, i medici non lo sanno, non hanno detto niente, il marito dice che probabilmente è stato capito? Eh, la, 36 anni, ma secondo me tutto l'insieme probabilmente non ha retto perché era molto grassa, era proprio obesa, poverina, obesa. Certe notti aveva bisogno anche dell'ossigeno aveva bisogno, quindi perché una persona grassa ha difficoltà a respirare. Io lo so da mia nonna, io ho una nonna ancora in vita, non so come faccia ad essere ancora in vita, l'ho sentita anche oggi perché mi ha fatto gli auguri per il compleanno. Lei è obesa, anche mia nonna è obesa purtroppo, non ha mai voluto fare anzi una volta in vita sua l'aveva fatta con la Weight Watchers, che un tempo si usava la Weight Watchers, lei fece una dieta e poi basta, lei è proprio obesa e anche lei ha difficoltà respiratorie. Quindi io appena ingrasso poco poco prendo subito questi bruciagrassi e mi aiutano a tornare. Comunque non ve ne frega niente. Lo so, non ve ne frega niente, comunque l'ho detto. Veniamo a noi, sa disisperata, senza musica, senza accompagnamento, vediamo un po' come mi esce. Anche se al brozzo sa disisperata, forse. Adesso vediamo un po'. Cerco la tonalità. Filzos míos quise Zizestolo partidos prosuerare terranzena partidos prosuerare anterra anzena mas os cânticos bomores de venas e pedidos ognuno consolo per
sa de bocche rondine simbolo torra de uburo ai so in pena torra de uburo ai so in pena ai pena ai che sole bello e limpidas eras ma se desboiçar ainda serás mas se desboiçar se ainda serás. Oh, e mi è uscita abbastanza bene, molto bene, bene. Mi piace, chi se ne frega, se siamo al Brozzo non le possono ascoltare, sentono una voce che canta. Poi che siano, certo l'ideale sarebbero canzoni belle, veloci, però la mia è nato un pulcino, un coso, però deve essere fuori, perché hanno covato anche fuori, non credo sia dentro. Oh, non mi ricordo cosa stavo dicendo, comunque adesso la gallure, fate vedere che ore sono, perché quando sono con Maurizio dirigo tutto, invece da sola è più pesante, più difficile, tutto proprio tutto più in salita. Le 16:14, bene bene, continuiamo con queste prove per il Brozzo. La galluresa. Candulla tempiesina e come canta Maddalena. Lutto quinto di balena furadu minna lugori furadu minna lugori. Ogni tempo viene e passa e come mangia li viori. Così stesso è l'amore chi lo bida e chi lo lascia, chi lo bida e chi lo lascia. Amore solo Deo e nient'altro mi bisogna. Amami come a me un nonna e nessun valgogna, non ha e nessun valgogna. Oh, benissimo, ecco, mi sto abituando a farle a cappella. Bene, mi sto guardando i capelli tutta l'ora perché con questa luce ieri mi sono fatta la tinta proprio per il mio compleanno per uscire bene anche nelle foto, nei video, anche se foto adesso non ne farò perché sono senza trucco, le farò più tardi mi devo truccare anche perché ho un'intervista a Fizumeu, un altro brano della nostra tradizione sarda. Bevo un sorsino d'acqua. Ecco qua. E ovviamente
un attimo solo, voglio ringraziare chi mi sta invitando al Brozzu, chi ci sta invitando al Brozzu, a me, a Maurizio. Ecco qua, Giorgio, scusate, un lapsus proprio. Ah, scusate, Giorgio Garau, lo salutiamo, il carissimo Giorgio Garau. Vedete, la locandina è questa. E da oggi proprio iniziano i concerti lì in corsia. Noi saremo lì, cioè io sarò lì il 17 in pediatria, ginecologia, chirurgia vascolare, chirurgia generale. Quindi se c'è qualcuno ricoverato che guarderà questo video, sappiate che il 17 dicembre io sarò lì all'ospedale Brozzu. Bene, bene. Grazie a Giorgio Garau, e gli farò anche un'intervista se sarà possibile. Sarà molto bello intervistarlo, anche perché lui è preparatissimo, basterà fargli un paio di domande. Così ve lo presento. Continuiamo con un bellissimo brano della nostra tradizione sarda, Afizumeu. Afizumeu sugoro, serrano ogni balcone, a una vritta cantone, mutu desta in sugoro, armonia lontana, più non te se cantone, ca un pare fuida, zazundarde sugoro. Omine schinandolu, de furare sa vida, ligendesa memoria, a chi vida bedia. Afizumeu sugoro, e buruso una mamma, lagrima sia sfontana, gode a ognuno perdono. Penso sempre se crescido, giovanuno essi stando, ca su tempo sincero, con su destino e fuido. A figlio meu sugoro, deu di cherzo dormire, con su sole in sas venas, e su entue sa vida. A ninni a ninnare, a ninni a tesolo, dromi figlio e sugoro, dromi figlio a ninni, ninnia. Bene, grazie. E adesso voglio fare un brano senza musica di Maurizio Gastaldi. Che ve lo dico a fare senza musica? Tanto lo sapete che non c'è la musica. No, io sto bene, ho solo, come si dice, non mi viene, si forma dell'acqua nel naso e scende, ma non sto bene, sto bene. Mentre salutiamo Maurizio Gastaldi, se è in linea, se non credo sia in linea, quello sta male, è a letto Maurizio. Oh, per strada stavo canticchiando Custanotti, una canzone molto bella, scritta interamente, musica e testo da Maurizio Gastaldi, e l'ascoltiamo adesso.
Sentite i piccioni? Ti picco a ballare, che non cherzo fai dare, questa danza non quiere passare. Ti cherzo bugliare, non ti cherzo frimmare, questa notte non quiere cumplire. Tu eses lugen de custa tristeza mea, una vida entre a kirken de gozai, oi de bolu bolai, la sari imbrasai. Ti picco sa mano, cano cherzo ninnare, ti picco su goro, ti perdo pros de soro. Comente guantos noi debimos essere felices de correr, felices de amare. In questa notte danza scetti con me. In questa notte sufoco non saras durai, Deu no bolu bolai, la sari imbrasai. Ti picco a ballare, che non cherzo fai dare, questa danza non quiere passare. Ti cherzo bugliare, non ti cherzo frimmare, questa notte non quiere cumplire. Tu eses lugen de custa tristeza mea, una vida entre a kirken de gozai, oi teu bolu bolai, la sari imprasai. Tutta notte cherzo danzare, tutta notte non quiere cumplire, tutta notte suvo questi alluto, tutta notte pro tu e Deo canto, tutta notte con tu è uno spanto. In questa notte danza scetti con me, in questa notte sufoco non saras durai, Deu no bolu bolai, la sari imprasai. Bene, molto bella questa, molto bella. Mando un messaggio in diretta a Maurizio, gli dico che siamo in live, di collegarsi. Oh. Allora, Maurizio, eccolo qua. Maurizio, sono in live, collegati su YouTube, collegati, così saluti, ti stanno salutando tutti in chat, collegati. Ovviamente sul mio canale YouTube. Eccoci qui. Ora un brano a cui tengo moltissimo, di Maurizio Gastaldi, questo mi piace moltissimo. Gli uccelli stanno giocando con le biglie. Ciao, grazie Marinella, speriamo che lega Maurizio. C'è anche Pedro Pedras Ossidiana, ciao. Ecco, sta entrando il piccione, fa finta di niente, ma io lo so che entra, ma proprio, ma vabbè. Surtima lughe sadie, l'ultima luce del giorno di Maurizio Gastaldi. Vi ricordo che le canzoni di Maurizio, mi sento un po' strana, le canzoni deve essere l'emozione,
Le canzoni di Maurizio Gastaldi sono così, praticamente lui mischia tutti i dialetti della Sardegna, è molto bello, a me piace molto questa cosa. Correndo su, correndo in su, correndo in su vento, correndo in su sole. Sa soledad. No, mi viene l'altra canzone, vedete la musica che cosa serve? La lasciamo perdere questa adesso. A Mamma Cua, chi se la ricorda? Sono sicura che Pier Riccardo e Marinella se la ricorderanno. A Mamma Cua l'abbiamo cantata tante volte. A Mamma Cua, se disi gente de giocare a Mamma Cua, a vincareddo, se disi gente de giocare a vincareddo, con sabardun fulà, voglio giocare con sabardun fulà, pura samurà, se io disi gente de giocare a samurà, sa vide belle come ti spizzi, non stoccarà da pigai. Sa vita è una trallallera, toccarà si buoni a cantai. C'è mera gente ammazza brutta, c'è mera gente a rovescia rotta, chi si da pigare con chi ni notte, ni curpe de pivapai, bollo scetti giocare. Biccio coi crobi, mi si usonara de si bicciocca de grobi, e sa gran cascià, mi si usonara de zona e sa gran cascià, a mamma cua, se io disi gente de gioca e a mamma cua, sa vide belle come ti spizzi, non stoccare da vigai. Sa vita è una trallallera, toccarà si voglia cantai. C'è mera gente ammazza brutta, c'è mera gente a rovescia e drotta, chi si da vigare con chi ni notte, ni curpe de pivapai, bollo scetti giocare. A mamma cua, se io disi gente de giocare a mamma cua. Ah. E con questa canzone per oggi termino, continuerò domani. Ecco, Sabogi, voglio fare questa per ultima di oggi. Sabogi, un brano scritto sempre da Maurizio. Vediamo se Maurizio ha risposto. Maurizio ha un pallone in testa perché ha la febbre a 39. Non ha neanche risposto. Sabogi. Questa è una canzone a cui tengo molto perché è stata scritta per un amico, un collega con cui ho iniziato a cantare, Tony D'Angelo, che adesso è morto purtroppo, e niente, questa canzone è dedicata proprio a lui ed è grazie anche a lui che io e Maurizio ci siamo conosciuti. Vediamo se riesco a cantarla senza musica questa, perché è abbastanza difficile, però siccome mi piace molto e volevo soffiare il naso, non trovo la tasca. Aspetta.
Ah, ecco, ho la condensa, mi scende la condensa dal naso. Questa voce arziende su cielo con mie esiste las pros bellas cantan time pari a tue questa luce salune che bendisa die sta ricordo te rue e abbarrau intro a me. Intendo ancora sa voce, si sluci, se sa vida rua. Quando canta sta in sa festa, in sa brazza, e tutto cantamos con tue. Ora canti con Elvis, stai suonando con John, canti che help and falling in love, stand by me rock and roll. Questo sono de cielo e calendi sali su manzano e prosbello oi canto dotto sadie. Nulla finisce per sempre, tutto si trasforma, infinito universo. Rimane sempre qualcosa di noi e non è mai tutto perso. E nascendi sadie, calendi sanie. Questa canzone noi da cantamos pro lui. Questa voce arziende su cielo con me, su manzano e prosbello, oi canto dotto sadie. Su manzano e prosbello, oi canto dotto sadie. Eccola qua, questa è uscita benissimo perché stavo proprio desiderando. Grazie Marinella. Allora io chiudo la live dopo questa canzone. Oggi c'erano anche più collegati. Grazie a tutti. Ho compiuto 41 anni e sono contenta. Ciao a tutti, ci vediamo domani alle ore 16 qui